Le tane diversivi che prepara la mamma non bastavano più a contenere la curiosità dei due nuovi nati, così a qualche giorno dal compimento del primo mese di vita. I piccoli crisoccioni decidono di compiere la prima esplorazione e annunciarsi al pubblico. Nati lo scorso 16 febbraio al Parco Natura Viva di Bussolengo, i figli di Numo e Pallida sono ancora del tutto neri, con il manto arruffato e nulla che ricordi l'eleganza dei genitori. Conosciuti anche come lupi dalla criniera, arriverà per loro il manto fulvo, arriveranno le lunghe zampe e il muso affusolato. Per il momento però ancora si muovono e giocano goffamente in attesa della prima visita veterinaria che ne decreterà il sesso. Accuratamente gestiti dalle tipiche strategie di mamma crisoccione, classificati come quasi a rischio dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, sono una specie che in natura abita le praterie del Sud America. La mamma, spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del parco, ha un comportamento perfetto e molto naturale. È infatti difficile vederla con i propri cuccioli, se non durante il momento dell'allattamento. Questo complica il lavoro di un eventuale predatore che difficilmente potrà riuscire a individuare i piccoli a seconda della posizione della mamma. Prima ancora, nei giorni in cui non potevano ancora muoversi bene, Pallida li spostava spesso per non lasciarli a lungo nello stesso posto. Poi ha preparato e scavato 3 tane vicine in modo che i piccoli potessero muoversi tra loro con la sicurezza di avere un rifugio disponibile in pochi passi, ma non solo. Di tanto in tanto si avvicina per controllare dove siano i piccoli e che vada tutto bene, muovendosi come se stesse semplicemente esplorando, passeggiando davanti alle tane. E poi, una volta verificata la situazione, si allontana nuovamente. Loro recepiscono l'implicita indicazione, restano nei pressi dei rifugi, giocano e con qualunque cosa si muova tra i rami hanno un comportamento tipico del crisoccione, che in natura sta subendo la minaccia principale della conversione degli habitat selvatici con le produzioni agricole. Investimenti da parte delle auto e attacchi di cani domestici, anche vettori di malattie, sono le conseguenze peggiori dell'antropizzazione dei loro territori.